Ciao Francesco, grazie innanzitutto per averci accolti in questa splendida location, Stadio Penzo a Venezia. Ricomincia a breve Campioni in Tour, nuove novità, un grandissimo progetto. Ti chiedo innanzitutto com'è nata quest'idea, questo viaggio alla fine lo possiamo definire, e grazie a chi e quali sono insomma gli sviluppi futuri di questa avventura. Allora, intanto ciao, grazie a voi dell'ospitalità, anche se siamo in una location straordinaria che è anche la finale del progetto che vi sto per raccontare. Permettimi innanzitutto di ringraziare davvero il Venezia Calcio, la città di Venezia, e Graspo de Rua, che è diciamo il braccio destro di questo progetto, che aiuta da tanti anni, che sostiene questo progetto straordinario per i bambini. Come è iniziato? Guarda, tu dici, ma Gullo, ma come hai fatto a fare una roba del genere? Perché tutti mi conoscono come quello di Campioni, di Ciccio Graziani, 7 gol, quello che volete, ci sta. Però nel 2010, a seguito di una situazione molto personale, di cui ovviamente voglio tenere dentro di me, decisi di fare un torneo per i bambini in uno stadio. Come primo stadio scelsi San Siro. Voi dite, ma Gullo, sì, voglio San Siro. E fu così, grazie a Berlusconi, al Milan e a Mediaset, la prima tappa di Campioni in Tour fu fatta nel 2010 allo stadio Meazza di San Siro. C'era stato il terremoto dell'Aquila, quindi l'azienda mi chiese di fare qualcosina per i bambini dell'Aquila. Io fui mandato nella zona rossa dell'Aquila dal presidentissimo e dall'azienda, e praticamente raggruppai 12-13 ragazzini dell'Aquila che avevano avuto una situazione disastrosa, chi aveva perso il papà, chi la mamma, chi i parenti insomma del terremoto, e li feci giocare a San Siro in rappresentanza delle 308 vittime del terremoto. Ecco, questo è stato l'inizio di Campioni in Tour. Torniamo un po' alle genesi di questa avventura, insomma, Campioni il sogno. Ho letto appunto che è nato quasi tutto per caso, eri sui binari che stavi facendo pausa, sì, e hai trovato una gazzetta con questo annuncio, insomma, e da lì è iniziata. Erano le 3 di notte, credo 3 o 4 del mattino. Io all'epoca lavavo i treni e poi facevo il cameriere in un ristorante di Pavia. Trovai questo articolo di gazzetta dove c'era scritto Campioni il sogno, nuovo reality su Italia 1. Ma che è sta roba? Allora, avendo un amico in comune che ancora oggi siamo legati, che è Paolo Bargicio, un giornalista storico di Mediaset, gli chiesi, ma Paolo, ma che cos'è sta roba qua? Ma è una roba nuova, non si sa cos'è. Andai a fare i provini e falsificai ovviamente il mio curriculum, perché diventai famoso per quella partita che non ho mai giocato contro Del Piero in Champions League, che mi ha dato. Io penso di essere l'unico personaggio della televisione ad aver preso in giro un'intera nazione e ad essere stato premiato. Solitamente quando fai un reality e tu prendi in giro le persone, ti cancellano col televoto, ti mandano a casa, non lavori più. Invece a me è successo il contrario. Ancora oggi, a distanza di 15 anni, faccio fatica ad andare in giro per le città. Su 10 persone 7 mi fermano, forse perché sono rimasto, forse perché sono stato simpatico, ma credo di essere veramente l'unico al mondo che con una bugia ha cambiato la sua vita. E ricordo che anche i tuoi compagni di squadra, il Cervi, all'epoca apprezzarono questo colpo di genio, no? Allora, in quel periodo, in quel momento ero sotto i riflettori, penso, di mezzo mondo, perché hanno parlato di me in tutto il pianeta per quello che avevo fatto. Ho delle riviste a casa tedesche, francesi che parlavano di me addirittura dall'altra parte del mondo, dal Giappone, perché la nostra storia è arrivata ovunque. I miei compagni mi diedero tutti contro, tranne uno, Giorgio Alfieri, che mi disse: no Franci, tu per me sei il mio idolo, a parte che eravamo in stanza assieme. Ma sai cosa è successo poi? Che in quella settimana lì che avevo tutti contro, tranne Ciccio Graziani, lui mi sostenne, io volevo addirittura abbandonare il programma perché non ce la facevo, avevo una pressione talmente forte su di me. Chi mi aiutò fu Valentino Rossi,
perché in una puntata di Controcampo lui disse no, Gullo è il mio idolo e io guardo Campioni solo perché c'è Gullo. Da lì presi forza, mi diedi una bella spinta e ho detto no, adesso vi prendo in giro per una seconda volta. Infatti facevo i finti collegamenti da Basilea, cioè ho preso in giro 2 volte e sono diventato ancora più famoso, ecco, questo anche con i miei compagni di squadra, che poi alla fine mi hanno accettato perché hanno capito che quando aprivo bocca io o mi spostavo da qualche parte io si accendevano i riflettori, quindi l'hanno poi ammortizzata così, dai. I riflettori sulla tua carriera si accesero indubbiamente con quel famoso tunnel a Gattuso, no? Questa è storia. Poi un autografo oggi faccio. Anche perché hai recentemente ricreato l'azione, no? Che ha portato quel tiro che a momenti beffava Dida, all'epoca il migliore portiere al mondo. Ma io dico Dida, Nelson Dida, se mi senti, ma io ho fatto un'azione, una forse delle più belle del mondo, tu hai fatto una parata e proprio contro di me dovevi fare. Allora, quella giornata è particolare perché io ho giocato nel Monza 4 anni, quindi ho giocato al Brianteo in quel caso. Io andai al telegiornale e dissi oggi faccio il tunnel a Gattuso e la conduttrice o il conduttore mi ricordo del telegiornale, ma se siamo al TG puoi dire una roba del genere? Certo, oggi adesso vado allo stadio e lo faccio. 35esimo del secondo tempo, mi arrivano sotto Nesta, Pancolo e Coloccini, io porto la palla a destra e a sinistra, mi arriva sotto Gattuso con le gambe aperte e Torino, ti frego, tunnel. E dopo ho tirato sotto l'incrocio dei Pagliarida da 30-32 metri e lui fece una parata straordinaria, però ti posso garantire che ci furono 2 minuti di applauso, non so se per me o per Dida, però ci fu uno stadio in piedi, perché forse quel gesto era visto come uno che dalla strada, dal nulla, riesce a fare una roba del genere contro il Milan di Ancelotti, Shevchenko, Kakà, Gattuso, Maldini, Inzaghi. Non avevo di fronte nessuno e quindi quel tunnel ancora oggi mi viene chiesto e allora io in quel contesto feci una riproduzione, l'ho ricordato, infatti quel video avrà avuto più di 500.000 di visualizzazioni in poco tempo. Ascoltami, ti chiedo, che rapporto hai adesso con i tuoi compagni del Cervia del tempo? Si è solidificato, ne hai persi di vista alcuni? Con Ciccio ti vedi ancora, ti senti Sì. ancora? Con Ciccio abbiamo un ottimo rapporto adesso, anche perché poi gli chiesi scusa in una puntata di Buona Domenica e adesso ci sentiamo sempre, magari il mio compleanno mi chiamano le radio, mi mettono in collegamento con lui. Sono stato ospite con lui a Mai Dire Mondiali in Svizzera, Svezia giustamente, vogliamo Gullo e Graziani e la Jalapas, quindi abbiamo un ottimo rapporto. Con i miei compagni non riusciamo a sentirci con tutti, con alcuni sono più legato, con altri mi sento meno, ma come ti accennavo prima, il 20 giugno ci ritroveremo per il centenario del Cervi allo stadio di Milano Marittima e sarà una grande festa in cui ci ritroveremo per l'ultima volta tutti quanti insieme. Torniamo a una delle più grandi curiosità del popolo Facebook e YouTube, con Tiziano Crudeli, corre buon sangue. Non conosco. Alessandro Mazzetto, tu conosci un certo Tiziano Crudeli? No. Non conosco. Ma col cuore si vince, Francesco. Ma ho sbagliato un rigore per beneficenza, mi ha fatto la testa tanta, 3 milioni di visualizzazioni per un rigore sbagliato. Ma dai Tiziano, su. E anche lì hai scritto la storia comunque. Beh, prima c'era Corno e Crudeli e io penso che negli ultimi anni, insomma, che sono stato presente in trasmissione, ho fatto 5 anni, credo che la coppia di quel programma siamo stati io e Tiziano. E me ne accorgevo perché bene o male ogni 20 giorni accendevi Striscia la Notizia e ai nuovi mostri c'era Gullo e Crudeli. È un giornalista molto informato e è un personaggio televisivo anche lui e quindi va stimato e rispettato. Ascoltami, ti chiedo una cosa, Vodafone Cervia, e non credi che forse la forza davvero di quell'esperienza, che comunque ha segnato una generazione, la mia perlomeno, sia stato proprio nell'essere un unicum? Sono state 2 stagioni e basta, invece molti altri format televisivi sono riproposti per più tempo, invece c'è quasi un segmento temporale caratterizzato dal Cervia e nient'altro. Io credo che ti rispondo in questo modo, io sono stato intervistato penso non so da quanti giornalisti a livello mondiale, quando giocavamo le amichevoli venivano da tutti i paesi intervistati, avevo il traduttore, riempivamo gli stadi, non c'era un posto libero e questo dà la risposta nella risposta, nel senso che noi siamo stati i primi al mondo a portare le telecamere negli spogliatoi. Oggi voi vedete le telecamere di Sky e Mediaset entrare nel pre-partita, a fine primo tempo, ma i primi nel mondo siamo stati noi con i ragazzi del Cervia. Abbiamo infranto un ruolo sacro nel calcio che è lo spogliatoio,
dove poi voi vedevate le litigate tra me e Ciccio, e quindi siamo nella storia del calcio, ma questo lo riconoscono gli addetti ai lavori. Il Cervia Calcio è stato un esperimento che ha portato a una nuova televisione calcistica, e quindi noi siamo matematicamente nella storia, e quando tu vedi un amichevole a Palermo di giovedì pomeriggio con 37.000 spettatori, penso che sia la risposta a tutte le domande come mai il Cervia è diventato così popolare. Vi è spesso la concezione che le persone sottoposte un po' a visibilità mediatica abbiano il dovere di fare del bene, abbiano il dovere di guardare il prossimo. In realtà non è una cosa dovuta, e invece te nella tua carriera hai dimostrato con questo progetto, insomma, con un progetto legato alle pediatrie, che è un qualcosa che ti sta molto a cuore, che contribuisce a definire un po' la persona che sei, giusto? Io andai durante la partita contro la Sampdoria, e poi chiudiamo questa bella intervista riaccennando il campione in tour, che mi farebbe piacere. Contro la Sampdoria, a fine partita, insieme a un giocatore molto 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 famoso della Sampdoria, andammo a portare l'incasso della giornata al Gaslini di Genova, e andammo io come nome del Cervia e questo giocatore. Quando andammo in questo reparto c'era un ragazzino che probabilmente era dentro da un anno, e quindi tutti i giorni stava con la televisione accesa. Allora, quando andammo dentro a salutare questo ragazzino, io dissi a questo giocatore, non voglio fare il nome perché non vorrei essere, insomma, non educato. Andò dentro questo giocatore, questo ragazzino lo guardò nonostante la sua popolarità e lo salutò. Poi entrai io, questo ragazzino, e venne un sorriso grande come una casa, mi ha detto ciao Gullo. La risposta è che lui stava tutto il giorno davanti alla televisione, un calciatore di Serie A gioca la domenica e quindi non è detto neanche che ti intervistano piuttosto che una foto sul giornale. Io ero con lui tutti i giorni, questo ragazzino guardava Italia 1 e io ero presente con lui tutti i giorni. E per questo motivo, da quella situazione e per un'altra mia personale, ho deciso che Campioni in Tour, questo progetto dedicato ai bambini, debba sempre avere uno sfondo sociale. E come sfondo sociale ho deciso che in ogni stadio, in ogni giornata in cui viene fatto il torneo, con le donazioni o le offerte, io comprerò sempre i giocattoli per la pediatria dell'ospedale della città che mi ospita. Quindi se faccio Padova, porto i giocattoli all'ospedale di Padova, se faccio Lecce, porto i giocattoli alla pediatria di Lecce. E Campioni in Tour è per me il futuro, perché sono l'unico al mondo a far giocare i bambini negli stadi di Serie A e di Serie B, e infatti sono 10 anni che il progetto vive, altrimenti si sarebbe chiuso in anticipo. Volevo darvi un appuntamento, questa è la finale dello stadio di Campioni in Tour, ma è anche la finale di un nuovo programma televisivo. Ciccio Gullo tornerà in televisione a settembre, in prima serata su Canale Italia, perché tutto quello che vi ho raccontato del progetto Campioni in Tour diventa ufficialmente un programma televisivo, e lo studio di questo programma ce l'avete di fronte a voi.